ami giovanotti in circa di scambiare, a volti patrioti vanno via cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. A Gianluca Luciani, Ugunishide. Ugunishide. Allora, Gianluca di qui per via Gibon, de a lui da di nous professeur e filosofia a Uvango mi pare, o liceo Uvango. E dunque le muvatuane, le mumbida dove parla di sul librone che l'ha scritto. Milo, bene. Un poedo. E sa fa che hanno piano piano i poeti, dunque che l'ha scritto qualche anni fa, e che è un libro dove l'ha raccolto un'epoca di poesia, infine una mansa leggeraggio di poesia tradizionale. Allora, prima io, cioè che dico che abbiamo imparato a parlare corso a 27 anni, abbiamo messo 3 anni per parlare di maniera corretta, anche ad esempio al tempo. Scusami, ma è interessante per dire ai idee non c'è mica da per imparare il corso, anche non importa che lingua, ma il corso si può imparare anche a 27 anni e si può parlare bene. E quando sento i giovani non parlano più corso, dico, ma quando era giovane non parlava mica, abbiamo inviato ritratti di scuola, quando era in CM2, CE2. Una sera c'era una serata in Bastia a scuola corsa e dicevamo, allora ne parlo appena, c'era qualche sia, eravamo 3 o 4 che parlavano tutti corso. Allora un'amica, professora, ha detto io posso parlare ma mi vergogno, suo marito ha detto io parlo, un altro che lavorava in un scagno ha detto io posso parlare al lavoro perché c'è giustamente l'astro, ma se no non abbiamo mica troppa occasione. E c'è un professore di corso che ha detto la generazione di i nostri abboni, tutto il mondo parlava corso, ha detto così. La generazione nuova, una persona 92 e a me, a Simone 90. Ha detto mi, posto che ha due ritratti di scuola, ha inviato un ritratto di scuola primaria. E 24 ne ha contato 8 che parlano corso. E a detto poi l'altri, manco 24, eravamo meno. Enfin, eravamo parecchi, non eravamo mica 1,90 o 1,93. Voilà. Qualcosa così. E a detto poi certi non li conosco mica, non li conosco più, la diversi vista, non so mica se li parlano. Dunque, io ero incapace di, posto che abbiamo imparato tardi, di dare una conversazione in corso. Dunque cioè a guardare, penso a gente a una certa età, perché si può sempre imparare. Io la giovate dire a professore in continente, mi sono appoggiato, quando ero in paese, andavo a bere i vecchi, non avevo più i moraboni, le mamone, ma andavo a bere un vecchio in un paese di Wabu, in Iolo, Sidossi, e dopo un corso, e con lui, parlava del corso, ha detto parlami corso, e poi facevo sforzo, e piano piano, ha messo 3 anni per parlare bene, penso. Ma francamente, era capace di capire il corso casera, si guidava, ma di parlare, e quando la parlavamo mamma non capiva nulla, non capiva un cavolo. Nulla. Il casera era più facile. Voilà, perché c'erano le viure, si capiva, E dopo a domamone a rombo di stasente a Gabi o no? No. Mamma dopo è morta quando era al liceo, aveva 17 anni. Dunque non ci abbiamo mai parlato corso con mamma. Perché parlava in furia? Perché parlava in furia, in Ulinca, e la das 3 persone che io capisco, ce n'è uno, François Castellani, quando lui parlava non capiva nulla, ma ricordo, aveva forse 15 anni, cercava capisce nulla, era incapace di dire ciò che lui era entrato a parlare. Dunque, quantunque quando è usantide un pensa de mai che l'ha imparato il corso a 27 anni e Fred Poggi
cadaiun di aveva coi studenti, Federico Poggi ha imparato il corso a scuola i ganto in Nadale Lugiani, ha imparato cantando e finito il professore di corso. Dunque, vi è degli anche berboi a digo chi si devono i professori e scuole, sappia degli sa lingua, si può parlare quando ma ha volontà d'imparare. E io cantavo al liceo anche c'è pesce. Ah, yeah. Ma Gabi a mia età di gioco che cantava. E certe volte crea i Gabi e Gabi non tra fare. Certe volte, che canzoni di medialesi e conosco, certe volte mi rivengono canto per la prima volta capisco, dico, ma mica non ho mica esempi qui, ma posso cercare. Approfondisce appena il testo e a cercare capire. Allora, sul libro. E dunque, io ho principiato per imparare il corso, dunque in 2006-2007, a registrare in paese. E dunque per Rubio, in paese di Wab, in Silos, e in paese di Mam, in Corcia. Ma era più vicino di gente in paese di Wab, stava più volentieri in Silos che in Corcia. E non era mica contato come Corcinco. E Rubio era in Corcia quando andava in Corcia. E chi cominciava a registrare gente, le conversazioni, e a cercare di parliare. A mezzo alle conversazioni capiavano le poesie, dicevano c'era udale qui in paese, aveva una wallada che diceva così. Certe volte erano dopo a cercare, a busso droit, regolavano di genovesi musei, certe volte. Ma mica troppo lontano, da 1840 ma lì sino a ma bon, prima la sabia amica, ce n'era una qua dire una maestra, ci ha cantato greco, bon. E io frequentavo, donc parlavo assai con Olivier Ansè di Lozzi, che cantaore, professore di corso, poeta, e donc chi mi parlava di bue di Lozzi, o la quale che sono numerosi, sono assai, hanno sempre detto, in Lozzi c'era un poeta in ogni casa. Tutto il mondo era poeta, c'era poeta dappertutto. E di Bera, che di Ubaese, di Bampagiolo, e di Beppuvlor, di Bampagiolo, che scrivia canzoni e poesie. Per Rubio e poesie dicevano le canzoni. Bon. Ti dai 2 secondi perché qui a mente i nomi quantunque nomi conosciuti da certi, ma Pampagiolo e Peppuvlori. Dunque, Matteo vi parlerà più precisamente di questi poeti improvvisatori, Peppuvlori e Pampagiolo. Allora, Peppuvlori improvvisava mica, giustamente, lo scrivia e pubblicavano tanto Nice Matin, no giornale. C'è mica un DM3C au vent du Flori, no? No, allora Flori non è mica lui stesso, forse Barenti, ma... Ah, di un altro. Di François Flori, au vent du François Flori, Nibode. D'accord. Ma anche François Flori ha registrato, Felix qui dice, ma François Flori ha registrato un Niolo, ti mi rispondi, belle cose. E si trova a un museo, c'è qualcosa di François Flori? Può essere. Io al museo, au vent du Flori. Ma allora, giustamente, so assai. Salute. Salute. E dunque, in Niolo, il paese di Buedi, di Lozzi. In Niolo è anche un Corsica, il paese di Buedi, Lozzi, perché c'è questi due nomi, ma i paesani dicono che non c'erano mica che questi qui, ce n'era assai forti come questi qui. Bon. E quindi è importante, perché per lui è importante la qualità della poesia, per i Luzzinchi. C'è veramente una tradizione che le poesie sono belle, veramente la lingua è bella, travagliata. Torna a sapere dove è Lozzi. Qual è chissà? Tutto il mondo sa, Niolo. Bibosova postogicissimo, c'è una poesia di Beppuvlori per far capire ciò che è non è mica previsto di leggerla, ma no, aspetta, no, no libro no, perché no libro non ha messo che poesia è un paese per Rubio,
di Gurcia. Tutto un solo paese. Dunque c'è 89 poeti che ci hanno vissuto o manco una pagina, 25 in più quando una via che una vallata lui per far sentire ciò che li buiano va. E di poi ha sortito il libro, ce ne 30 di più, che ha ritrovato, Johnny, che mi anche io scrivo. E ce n'è una quarantina che sicuri che erano poeti, ha anche so che hanno fatto poesia, a Gagnayanca, così e così. 40, una quarantina che so che mancano un libro e non c'è di nulla. Intanto che tu cerchi, Yeah. o Bueda dirà che un stato riconosciuto per questi paesi qui. In Lozzi. E allora, come che qui in Lozzi? Perché Musa parte da Gurcia e dove va? Dopo spiego. Ma pediti, allora, dia cerca dans Facebook che l'ha pubblicata. Così la dia droit. Per far sentire ciò che è a poesia di Beppuvlori. Bon, sono dromi con fagenunda. Conosco appena. Dice per Cabulano che non sta tanto bene, ste bogheradi, e io va parvene, a tutti bagge salute, questo è l'ubio che conviene, e che non ci sia mai guai né pene. Bon. Ma se volete, ciò che mi interessa... ecco, no, non è mica questa qui. Ne vengo, ma... dia... Uvondo di poesie. So che io, dico tutto appena come la bene, ma ciò che se volete, quando così posso ripiare il video. In Lozzi e anche, ciò le gaighi, quando mettiamo un amico, un Olivier Ansè, quando lo presenta a poesie di questo paese, dice sta da sente la lingua e questa forse è la redentesa di qualcosa... Guardiamo sempre la qualità della lingua più che ciò che la trasmette. Più che il vondo di ciò che è detto. Quando la lingua è bella che siamo contenti e mettiamo un valore. E anche quando ho giocato il libro, c'è il professore, ma è normale, un professore qui che mi ha detto che il lavoro è importante per la lingua. E la lingua, ma ciò che ho scoperto che i poeti di un paese, i Gurcia, che vicino a Lozzi, erano più semplici. Le poesie non sono mica lavorate come quelle di Lozzi, che si sente che da una maniera o da un'altra, sia una trasmissione così orale, sia a scuola, perché hanno avuto stilutori buoni. Allora, l'ho detto nel libro, non ho potuto dire a Igo che i stilutori in corso non erano mica ogni, ha detto quelli di Lozzi erano ogni, a mano sempre etta. E si va che forse hanno avuto più relazione con una certa cultura e quella di Udro anche per Pampagiolo che conosceva la cultura italiana. Donc la poesia courtoise e tutto questo. Ma questa di famiglia che mi ha detto. Se no mi domandavo da dove la venia questa maniera di... c'era un'altra istruzione. Pampagiolo, questa la conosco, è stata cantata da Jean-Luc Geronimi per Villetta, perché la poesia è stata fatta da sua mamma o sua mamma da Pampagiolo. E quando lui, un poeta, pastore, il y a l'animale Pampagiolo, il y a qualche vacca, qualche pecora. Comunque, sempre fatto il pastore. Un poeta che dice, a titolo, sa dirizza una luna, a titolo d'amicizia, credo di farmi un dovere, fando broa di franchigia e domo di una avere, per te luminosa stella consagro lo mio sapere. Mi faccio un dovere di consagrare un mio sapere, anche a rima, un mio sapere. Dopo dice, allora, non parla mica di persona di fisico. O dogaratare d'oro distinte la do persona, di azidele e la fioro, di a dignità padrona, di l'onore e di la stima, poi porta a corona, eccetera, eccetera. E infatti un giorno stavo a sentire una conferenza al liceo in Bastia di una universitaria che ci parlava di la poesia courtoise in Italia e di questa poesia qui c'è la bontà
io allora e virtù mica persona perché ci sono di noi poesie che partono dai principi e mai gabelli dopo ci sono due libri e dopo l'occhio mica Gadalinetta ma voilà. Ma giustamente qui e a persona a duetto quando la parlava cioè le ritrovi e monode un po' souvent un articolo non tacque dici ma mi va pensare a Pampajolo a maniera come li va hanno tanto un'Italia che si è persa di Boilan invece che Pampajolo era nato nel 1901 dunque XX secolo e morto nell'anno del 70 mi pare dunque è giunto in a noi invece che in Italia era smarrito la poesia cortese così e mi ha detto no ma è normale perché la poesia cortese a Zidé, la Ona è cantata come a Marona. E a Marona non si parla mica di isobetti, di esonche, voilà. E dunque, ma di Bogo a Zanta c'era un parente, un ibudino di Pampajolo, che mi ha detto, ma sai, Pampajolo, conosci la poesia italiana, il y a i libri, il y a l'Italia in generale, mi parlava di Eiege, rappresentazione da Marona di Eiege, ho detto, ho capito, perché questa poesia era così travagliata, così intellettuale, Geradio, E dunque, qualità, e poi, allora, in Lodi si già di che c'è un orgoglio di noi, c'è l'orgoglio che un nome, un piccolo nome che non abbiamo, un cognome di Luzin, che sono i bavolchi di qualche sia che si vanta, e sono sempre più forti, più belli, più, voilà. E a me, quando cercavo le poesie anche quelle, e che digia anche Olivier un po' d'altro, digia no, è bella, ma i poeti sono Luzzi, i più belli poeti sono Luzzi, i più forti sono Luzzi. Dunque c'è questo orgoglio. E Gian Andrea Acquaviva, detto Gabidanello, che è morto di Bogo, mi diceva, è vero che in Lozzi, quando qualche si era buedo, tinia fa la sabè. E in più, ha detto a Sera, parecchie volte sentia improvvisati, mi rispondi, si confrontavano con l'altro, si contrastavano. Dunque c'era questa maniera di mettersi in valore. Invece, dunque, faccio che io, ho detto, bon, i poeti ci saranno un concorso, poi sto in tanto c'è qualche anziano che mi dice una wallada, bon. Ho cercato appena andare a Mouvra, ho trovato 3 poeti di Gorcia andare a Mouvra, che hanno pubblicato appena, ma o più, beh, non hanno mica fatto a sapere, o allora hanno cantato, come mi ha detto un giorno, un paesano, era da me a te. Si trovavano così, 2 amici, passavano una stonda improvvisata, ma non la sapeva. Anche certe volte la famiglia, i violi, i nipoti, a di poesie quindi un libro. A mio mare lo a me mi ha detto, ma di mai saputo che mia zia poi si scrive a fare così. Poesia per sua sorella, per suo marito. E ha passato una vita con ella. Non sapeva mica che era poeta. Queste poesie che tu parli improvvisate, delle sono improvvisate, non sono mica scritte, dunque si ne svaniscono subito che le sono cantate. C'è questa. E dunque come hai bussuto, giusto appunto, ritrovare se vistighe. Allora, qualche poesia scritta c'era. Bon, per dare un esempio, non so di che paese così, ma puoi ad esempio fare ricerca in paese, perché io ho più che io trovo di poeti vecchi, sono carnetti così di 25 poesie, mettiamo. Ma di voi, 2 anni fa, sono andato un po' al Paiola e un anziano professore a me, Jean Orsini, ha detto, aspetta, hai una poesia che parla una niulinca. Bon, c'è non da sapere quale poesia, una poesia d'amore. Ha detto di dire un sì a me, un sione che è morto, che ha fatto la guerra 14. Dunque, un gagliè un piccolo gagliè così, è di 1911, qualcosa così, mi pare. Ma io mi aspetto una poesia già spettacolo a Gerco e arriva con un libretto così, allora, c'è qualche poesia conosciuta mica un paese, ma un più sono poesie soie, 220 pagine c'è 3 o 4 all'ade per pagina di poesie, che in corso non è mai drone a fare così, che poi deve un libro giusto con Garnetto, e di stessa affare, ma non ha un cahier di 100 pagine di un Pedralbin che stava a Noela, con una poesia che parla di Niolin, che ha pubblicato già, di Casamaccioli. Allora, dunque, come? C'è il lavoro per pubblicare e per mettere... C'ho gli iscritti qui, bon, qui non si vede nulla, ma per le dire un affare così, non sa se vuoi lì, c'ho
quindi una poesia d'un Santucci da Ligiani. C'è il travaglio, c'è le ore di travaglio per giungere a capisce la scrittura di una persona e di stessa per i registramenti. È difficile. Ma dunque, qualche iscritto era contento quando li trovavo, qualche iscritto, sicuro, dunque c'ho lì a lì. Certi sono giunti da Nizza, per via di Stefano, che a Wassineva, mi ha detto, aspetta, andiamo Barenta a trovare una poesia di Usoa Bone, in Nizza. Dopo c'è certe sono giunte da Echisi, un pufiolo d'un poeto, d'un Costa, che mi ha detto, non lo conosco che bevia di Facebook, sta a Ex, ha detto, io ho poesia Usoa Bone, devo mandare a Mozia, dunque qualche iscritto, dopo i fondi, allora i fondi, c'era 2 di me rispondi registrati da Felix Guidigi in Corti, a un museo, e c'era di noi, dunque qui in anni 60, a Santa, dunque da trascritti, con 2 gurcinchi, di Marco Grimaldi, di Giovanni Santucci, che dunque cantavano a Santa e facevano i diami rispondi e si facevano conoscere perché a Santa tutto il mondo è buia Santa dunque questi facevano parte di quelli mica numerosi per me che si facevano Santa improvvisano a Santa e con la distribuiti dunque anche quelli di Lozzi o i più conosciuti Minigal e tutti gli altri ma assai non la igiano mica e non si vergognavano appena e cantavano un paese erano poeti più semplici torna tanga di là per Rubio erano bastori qualche stile d'oro per Rubio ma per Rubio sono pastori e che parlano di vita di un paese di bastori e di soggetti veramente locali quando parlano di politica penso conta me c'è 2 o 3 poesie mica di più non a Corsica non è mica un soggetto a Corsica un paese sì ma a Corsica no c'è mica poesie non a libertà se lo parla una gabra che è libera che sì vabbè ma mica un soggetto e non c'è mica poesia non a l'amore e non a morte di poesie non una persona che si dà negare o non a morte di una persona a moglie o abu un fratello e questo è importante perché io una volta c'era un poeta François Santucci Castagnone o Diamano aveva fatto una poesia la messa qui quando è morta a sua moglie e mi ha detto ma da interessare niente perché di sua ma ha detto e ha risposto che la poesia questa era sincera che parlava mica di amore in generale ma amore di una persona a Bibosu lì di una poesia fatta non è mica fatta per essere pubblicata ma penso che salute buon giungite in pieno lamento a dire di una poesia appena triste ma d'un poghetto lì di prestovato Gianluca Lugiani che professore di filosofia in Bastia e che ha scritto un libro che conosci del vostro professore bine parlerà se non bine già parlato ma giusto tu igual suo o secondo piano ci sono qui i potete consultare musica che parte da Gorcia donc una bella raccolta di poesie tradizionali e ci parlava di poeti di Gorcia e di quelli lozzi che c'era una differenza in staduto di Geremo tra stedu e Comuno perché aveva qualcosa di noi questo bastimento e di video Simeoni quando il libro ne era anche sorte io lo conoscevo mica Edmond ma un meditore mi ha presentato all'Impiazzolo mi ha presentato a Santa c'era una conferenza mi ricordo più non ai Bastori di Pier Gianlucioni mi pare e Alain ha detto Jean-Luc che intracciava un libro non ai bue di Gorcia e Edmond Simeoni mi ha detto mi interessa non sapeva mica che c'erano i bue in Gorcia ma anche i link non la sapevano mica perché anche
se certi cantavano come la duetta a Santa, ma erano pochi, o più stavano in un paese, cantavano Dradielli, o erano che non si mentivano mica, c'era Bogherone che a Santa che improvvisavano, Dradielli, due esurele, bon, a Dio busso do Ranunda, ma a famiglia Manuette, a mamma con Azurele improvvisavano, facevano il giardino, si contrastavano anche per la politica, bon. E dunque quando io ho cominciato a trovare queste poesie gorge e che l'ho presentata ai Luzinchi, Manuetto queste sono mica vere con te nostre, ma io piano piano ho capito che ciò che può essere interessante delle poesie non è mica qualità di lingua di uvondo, per questo che vi voglio dire di dopo sa ridrò a poesia e povlori che parla di Gabulano, che di un soggetto, e poi ci saluta a tutti, bon, che può essere, ma c'è un fondo, pensa a tutti, pensa ai malati, alla gente che sono soli, e quello che la lingua è magnifica, ma ciò che lo trasmette, per me è più importante. E si va a dire, do libro c'è 140 pagine dentro, dove ho presentato a moi Martia, come ho fatto tutte queste scoperte, piano piano, come ho busso do droit ai poeti, ridroit poesie, o troa poesie no, perché è un soggetto di Dodie e Nadia Barlatorna. Non so mica quanto ora, bon, io posso parlare. Vabbè, bon. Quando tutto il mondo sarà addormentato, capisce radio che è un momento di piantà. Dunque, non so manco più ciò che dici alla fine. No, poesie no e per dopo. A moi Marti, a chi piano piano, in solo ho raccolto le poesie, ma ho raccolto in una maniera come la gente capiano e mi dicevano che è più bella, e certe volte hai poesie senza manco una metafora, senza una viura, senza nulla, che parlava di resistenza, mettiamo un paese, una Mariuccia, Santucci, che io caffè, tinha o caffè di mamma, aiutava mamma, e hai 7 anni, hai già una poesia, e spiega che gli italiani in paese, noi sorte a zero. E un paesano a me, dunque, un paese uomo, mi diceva, quella è più bella. E non capiva mica perché la droga più bella che l'altra, perché era sincera. Una volta un altro mi ha detto, Ambrogio Maestracci, ha detto che è sincera. Un altro, Matteo Santucci, mi ha detto, qui c'è un vondo. Non dicevano mica è bella, la lingua è bella. L'importante dirà ciò che la trasmette a poesia. Si va a dire da un libro di un'antologia di più belle poesie, è diventato quasi un libro di sociologia, di antropologia, che a poesia, ho capito che da poesia, e spiego un'altra affare dopo, da poesia ci mettiamo più importante per lui, ma da sua vita. Dunque, a poesie belle mettiamo le radio, le radio d'Uyadre che senti voilà, a maniera, a Gurscinca, bon, si trova anche stro, di vai poesia, di capisce poesia. Dirà uno che Giuseppe Albertini che stava in Parigi, era impiegato, a poesia parla di usoridorno un Corsica, in paese, e dice che l'onore per lui, un parlamento con i Parigi, l'onore di ribigliare un mistero di bastore, che è difficile, e in tre ballate si capisce a sua vita. E dunque bon y a aller dire voilà un genere di poesia che si buono droit non è mica torna per la qualità della lingua. Penso che si potrebbe cambiare la maniera di vedere le cose, perché anche Stefano che è qui dice non so mi rispondere erano più belli perché hanno più parole che noi, non so quante tu dici, 30 vocabolario, 30.000 parole, noi ne abbiamo meno, il nostro corso è impaurito. Ma è più facile di fare rime che certe volte può essere, non ha più mica fondo, quando taglia le rime a disposizione. Quando tu non hai poco, per fare una bella poesia, c'è il fondo, c'è la maniera, una rima gugnolo, bampagiolo, solo, sicuro è una rima vagiole, ma con che poi va, se ta va, parecchie maniere. C'è un detto di Bernard Noël, un poeta francese, che dice, allora, mica stessa,
esattamente stessa fare, ma ridango un'idea. Dice la poésie, nemico una visione, peut devenir l'art d'accommoder des restes d'avenir. Resta sempre qualcosa a fare. A poesia va già un cugu poco, allora parla il avvenir e di a vida, ma un cugu a lingua, l'art d'accommoder les restes. Anche se resta poco, a poesia mette in valore. E badia, voilà, è come in cugina, hai ragione. Un piatto buonissimo con resti di a vigilia e che forse sarà un po' E buono. certe volte in queste missioni, Top Chef e l'altre, dicono guarda, deve avere un piatto magnifico con poche cose, con due mele, con yaourt, ecco. Allora, ma beh, e un giorno presentavo un libro, perché conta me 20 volte che lo presento, di poi che è sortito in 2019, in 2019, uno mi ha detto j'aime bien cette frugalité. A frugalité, questa povertà anche, di contentarsi di poco e di mettere in valore il poco, di a vita, di a lingua. Bon, penso che può essere interessante, ma ha cambiato la maniera di vedere la poesia. Allora, quando leggo poesia anche in francese, leggo assai poesie francesi, anche tradotte, leggo assai poetesse di l'Oriente, di irachienne, sirienne, perché hanno qualcosa di a lingua dopo, a lingua, ma mi interessa di più che certi poeti che si studiano in scuola, poeti francesi, vabbè, mica nome, Yves Bonnefoy, che parlano di poesia, di maniera di fare poesie. Perché di poesia più classica. Parla mica di vita, non parla più della vita. Ma guarda, i giapponesi con tre versi vivono una poesia magnifica. Tira tramontana, si muovi e ci bui muore e io e tu. Tre versi ed è tutto. È vero, l'haiku, ha scoperto in l'haiku, tombando una mosca ha verito un fiore che tutte liado è poesia con poco a fare, tombando una mosca ha verito un fiore, un haiku giapponese. Dunque qui è appena come un tempo leggo ciò che Ubo scrive un poeta che è un pastore dopo ha avuto un bar in Parigi, Castagnone, dopo stava in Davia. Castagnone perché il cognome di Uabone era stato gendarme in Castagniccio. Chiama Castagnone. E dunque, voilà, questo genere di poesie che per lui non è mica un valore fuori di famiglia, ma penso che ci tocca perché è sincera. Parla mica di amore in generale, parla di un fatto, di una persona di nuda gara. Appena triste, ma dice pigliade mintiostre pena, di garto una grande voglia, se la musa m'accompagna, scrive olio la sua storia, o giorno 4 ottobre si n'andà dalla mia moglie. Cattedrale e per la chaise c'era girone e candele, ma che la vusi bertè e un la buia grele, l'udoviso così raro un la via più da avere. Alla gumuna d'Antibes li vem un bello regalo, la Madio dalla Shasta e lo mio begno raro, 45 anni di vita in un cielo puro e chiaro. Alla gumuna d'Antibes ha giuvato una domanda, ma hanno risposto presto che non c'era alcuna dramma e che la buia l'orme e la canta la sua mamma. Ma io queste parole a me o do violo, tumboli mica viori e con porte si mudolo, non hai alcun regretto perché mi lasciava solo. Tu n'hai mica il sudo che deburti si di viori, per te laueri a scelti di 4-5 gulori, perché oggi a Pompidou sono morti i nostri amori. Cregi burro gulomba, du resta dalla stacanza, quando lì m'hanno rimesso la dobaga e l'allianza, e che ti burtessi in coscio non hai più alcuna chance. Tu la mia gulomba bianca, lo mio barsigo viurido, durante tutta la vita portava gioia e sorriso, spergo tu sarei andata, l'esiste lo paradiso. Penso che è poesia. Il mio barsigo viurido so fiore che bodroadi di boi 2 cent'anni di poesie, una giusta nunda, ma con poche cose dice conta. E io questa persona l'ho mica conosciuta a sua moglie, ma mi pare di vederla e c'è un fondo qui di vita, c'è un fondo di vita
mica di poeti che scrivono per far capire che sono poeti, per mostrare che sono poeti, che sanno va, che hanno una cultura letteraria. E tutto quello che ho scoperto è amico, bon, non è mica in corsica, ma noi abbiamo questa raiga qui, e cioè forse è cosciente di questo, questa raiga di poesia popolare che parla di qualcosa, non parla mica per parlare. Anche se per noi è bello e a tempo abbiamo tutto il resto, a cultura scolare e tutto. E certi a noi, ma dopo c'è un fondo qui che può essere interessante anche a sfruttare, a studiare, di vedere se un stile d'ore può giungere a fare una poesia così semplice. E io c'è poesia qui, devo sulle di astre, per far sentire veramente questa maniera, questa maniera va che si ridroa. E io sono capace di va, di troppo a mettere quando faccio poesia, metto le viure, sta semplicità è veramente difficile, e lì va non naturale. Era naturale, non abbiamo mica una sovracultura, perché hai parlato di speranza tra i Luzin che erano andati a scuola, che conoscevano la cultura italiana e che introducevano giusto appunto della sua poesia rurale, popolare, giusto appunto questa cultura qui. Ed è quello che fa la differenza. E quelli che i pastori, io mi ricordo, avevo un zio ha fatto pastore a 7 anni e mi diceva le poesie così semplice, non ta natura, non ta esoesce, non ta usosumere, non ta... Voilà, mi ne ricordo più perché non erano mica scritte. Ma e dunque d'una semplicità bellissima, ma non c'era mica sapporto di cultura sapiente, tra virgolette, di a scuola e a conoscenza di tutto ciò che lo conosceva, era l'unica poesia, era l'enfant e l'oiseau che parlava di libertà e che l'aveva mercato, e in francese ne conosceva una, ed era sempre sta poesia qui finit così, mais la liberté vaut bien mieux que la cage la plus jolie. E elle si considerava come un uomo libero, senza condannatura questo veste. Vede subito la differenza tra poesia e Bampagiolo, che ha detto, a titolo d'amicizia, grego di Vamionduere, fanno broa di franchigia e domo di onavere, per te luminosa stella, consagro lo mio sapere, lo mio sapere, lo do carattare d'oro di stintella do persona, di esideles e la fioro, di dignità padrona, di l'onore e di la stima, bui burta gurona, se bella e se radiosa e porica e gerbelu, giorno che tu sei sposa, biado burza raquello, che culierà u doviore e ti metterà l'anello. È magnifica, Ma per i Gurchin che lui già appena troppo. Ha trovato posto che il PDF con tutto il mondo. Ha trovato una ricerca, ha cercato l'oro, l'argento. Poesia Gurchin e io ne ho trovato una per Wabone Stefano, che era pastore, e per Dundere de Stefano, da famiglia Stefano. Due dico che tutti ori merderiano e vorbi genoro. Bon, me l'ho messa io perché, so contaminato da questa cultura sapiente di radio. Ma se no, anche quando li vanno i Ujaradi, baladi, donc i Wogeri, in io di i Ujaradi, quando li vanno i Baragoni in corsa, non è mica come da stribuire la mia lampada in cristallo, d'oro, lo mio vitiero, quelli è una casa macciolese, Madame Monti. Comunque a Viola è morta, dice la mia lampada in cristallo, d'oro, lo mio vitiero, un po' subito rimpiazzato per girare il mondo intero, o ricca come o larga come il mare, o ricca come il gelo. È bella, ma faccio un paragone da Viola con l'oro, i capelli oro. In corsa, per un morto, a mia mela genuese, lo mio arancio portogallo, faccio un paragone con un frutto. Voilà. Quello che è morto era come un frutto che non si può più attastare. Tutta la differenza. Non ha mica né a parola oro né a parola argento. Invece qui, Luzinchi ha una lista qui, poesie di Bampagiolo, bon, ne ha detto una qui, poi ce n'è d'altre, parlano di l'oro e di l'argento. C'è una poesia di Gabidanello che un giorno è con soggetto
anche appena è un accidente con la vittura a sortire da un ponte di un paese, Isilo sì. E pianta e dice, ti aveva poesia, io anche io. E dunque, io una vecchia vittura che mi va con parecchie canzoni non ta ela. E elu, allora, elu anta la sua vittura, dice che giugna, con la sua vittura color d'argento. Ecco, elu 5, color d'argento. E dice che bella fa un becchio su mere che roncava, che diamo vittura. E io ho detto che non capisco amica, andiamo poesia qui, non capisco amica perché è vittura lo 5 vogliano già a me, che non era tanto piacevole. L'accidente, a Bossolè, è così appena, per appena. Allora... O scontro Isilos. Allora, quella di... Voilà, una Capitanello di Lozzi. O scontro Isilos, 15 luglio 2016. All'entrata Isilos c'è una girata e un ponte. E una la giornata radiare l'orizzonte e poi subitamente un bitturone di fronte. O da manto sant'avuglio e di Dio non mi vergogno, mi stacchittavano i lenti, d'aiuto e bisogno, all'istante mi barria di vongati un sogno. Subito a gabisciarede ben sebbia a morittura, bitturino color d'argento e di gondutta sicura, di vede la parte in pezzi, grande stata a paura. E villezze e nostrevale e di umar risponde, grazie a ella e conosco, passando le stonde, quando gantus maravigliato, basi che la mi risponde. Un minebo subassà di rendeli d'antonore, un po' suva preverenza da ugasciona umudore, ma mio vitture bella e di un alto valore. O scontro go vitturone, di randu mio iritu, di ella un voglio parla, meglio che mi stia zitto, pari un sumere vecchio a retti ben sulle fittu. Ma avanzava uso fiogontro e uso ronco no giu, un c'è dubito a bardalu, ai all'aria gattiu, un poi abbio passà che di spazio era brio. So sortito in vittura, grande stata mo sorpresa, chi con l'astro conduttore per regolare l'intrapresa fu accolto con una risata e una mano amiga desa. Tra di noi e Mugabido che ramu passata accanto d'una grande catastrofa e ci vuole tanto un tanto metti in ballo qualche rima che non cessi un nostro canto. Quindi a Zoya e io, dunque io, ma avete visto, parla di poesia, vittura li risponde, color d'argento, aguanta, e villezze di nostre vale e tutto. Allora, e a me di un summere, bera che dirà in chiaccata e a me quanto a me è stata la vittura più canzonata di Corsica. A me, dunque, è questa qui. O de la do vittura, cavarau don liea, nanto bonte isiosi, curri a bagia a meia, in sto momento confuso, abiginava o muso. So che si sentia forte che aveva tu bienu. Hai capito desintenzione, l'hai tenuta a freno, ma a me, spaventata, si sentiva nemmeno. A doi ha tirato un strido, che manco i borchi stessi. A me ha di Gesù tanto, che li daria l'ingressi, qui nulla non puoi nascere fuori di ghiacciapoli e pezzi. Di già che di bella vruge te ne ha avuto abbastanza, e per questo non si lampa a prima circostanza, per bene a frambattuta e la mantiene a istanza. Un bole più 100 ore, né di camion né di gari, non la vedrete mai, ci nulla coi vari, fila sempre a sua strada diritta bei affari. E vitture la quale, o burguele i lozzi, per giungia quotidiana, a fare non si losi, che le volte no guasù che a gorcia un nebo più. Eppure, ho capita, magari occasione, da giusta qualche filare fa torna e canzone, a momenti sta vittura va rauso librone. Bon. Ecco, due maniere, ma è qui a poesia. Dunque, voilà, BG, per lei di qualche poesia così di noi un po' fassante, perché si capisce subito, senso gadio di una certa poesia. BG che, bon, tra Pampagiolo che dice a titolo di amicizia, eccetera, la duetta, e un poeto, Corcinco, una poesia d'orne è più semplice che Dioletto. E c'è anche assai emozione in radio quando a leggo, una poesia d'amore di
una persona che Ubuedo, Garlino, Baccioni, che è stato un merigor c'era contro Moabon e d'altronde un po' di riconosco che di una di più belle, no, ma di una più belle e portanto di Gerardo di un nemico politico di Moabon, un Carlino Baccioni e allora che ti non mica avere, ma quelli a moglie a sua moglie e di Rambasti hanno comprato un magazzino a Boesia sta davata berela che dirà da San Giovanni in Bastia c'era un ritrato non c'è più no, hanno venduto commercio e c'era sto ritrato e Boedo e dirà a moglie sto Boedo c'era due vecchie da non ci sono più no e qui dunque la conosciuta era già anziano e un momento lo rigusava appena e di Antonio Versini un altro Boedo è morto anche lui che mi ha detto un giorno ha giù ritrovato a Boesia di Garlino dice così a certe volte non è mica completa in 4 villari e certe volte 6 dice così si chiama Maria Santa e Carlino innamorati di un cuore lo dice 9 radio hanno rotto los amore fatto un adio sto lamento e Ramon 76 Maria Santa per me era accompagnata da ebrei non sto voglio i garta riposai i miei pensieri sta a santo Maria Sa quanto mi varia biegge d'unisce la nostra sorte stamine sempre con te e li dobbio belli orni passa di linen con me t'ha giuretto tante volte seguidando di alle drace che con te buli amore un giorno due dorace poi si interrà insieme in paese uguale a racce son t'avessi più da vedere so più contento di more ma non ne troverei più un uomo così di gore so più contento di more se lo è un mio destino mi sentia fortunato quando da via vicino o di un pensi più a me poi discordi di Garlino allora, c'è bisogno di mettimi non è mica un commento ma mi sentia fortunato quando da via vicino non c'è bisogno di aggiustare né a gulore i lotti né i gabelli né l'oro l'argento o il resto ci sono poesie in noi che ce n'è un'altra che mi faceva pensare a questa qui ne ho parlato un litro e perché mi ha marcato era per un marito che è morto allora in 14 ma mica in guerra era già anziano e era lui a me lui a mora ciò che ritrovi a pagina alla dietro subito e parla un marito che giocava andava a Santa per dire i soldi e spiega che quando lui voltava una iaga di uso nome a ele, Lugia, e si scordava di tutto. Si sente veramente l'amore semplice, la semplicità. E allora, c'è la gadroia, Lugia, amore, perché allora, non l'ho mica messi per ordine di cronologico perché per me la tradizione dopo ne posso parlare appena la tradizione è tutto a tempo giustamente non c'è più di una certa maniera né passato né presente né avvenire è tutto a tempo la tradizione è un presente perpetuo di un presente che si continua e io quando le mie dicono è quello del passato no se la mia unia se qualche sia amico una poesia a bocca così anche un scritto, ma anche quando qualche sia dice di chi è sempre presente. E certe volte, spiego di un altro capitolo del libro, spiego che quando dico così, cercando il passato, io trovo presente. Perché io cercavo qualcosa che era smarrito, infatti, io trovo qualcosa che era sempre vivo, e anche io trovo l'avvenire, perché dunque, sono andato a bere niente, perché mi hanno detto di una cassetta di un Moab che ha detto due canzoni sue, bon, che ho trascritto. Poi mi ha detto, ma io scrivo anche io. Dunque, è sempre vivo, Ignasi, Albertini, mettimo. Dunque, mi ha dato le poesie. E poi certi si sono messi a fare come Stefano. Hanno lì, poi ha principiato una poesia nelle lezioni in corti, ma poco a fare. E poi a due finalmente la dicevo anche io. Dunque cercavo poesie vecchie quando sono andato a trovarlo la prima volta, dire perché lui mi dicesse poesie vecchie che lo conosceva e si è messo a fare nuove. E certi hanno principiato per questa che può essere un'edizione cresciuta
un principio da fare quando hanno finito il libro. Francis Colonna mi ha detto io mi sono messo a fare quando ho finito il libro mi ha dato l'idea di fare perché si capisce che una poesia può essere qualcosa di semplice non c'è mica bisogno può essere anche quello voilà. Non dico mica cioè che le siano così ma può essere anche quella la poesia dunque Lucia amor dunque Lucia memi c'è uso ritratto una mica vicino c'è uso ritratto una vecchia nero bon. Dove mia e dice così e quando vedo Francesco di un dia di va a partita mi trovo mai scontenta mai una volta traita un puoi di più quando lui dice a Lucia no. Quando lui dice un puoi è forte la parola un puoi di più quando lui dice a Lucia nulla che un uomo era tutto letto a maniera qui si capisce che c'è un'esperienza di vita la poesia bon, la poesia qui è fatta per parlare d'una maniera campata, un'esperienza penso sempre quando qualche sia dice la traversée du désert e qualche sia come me che non l'ha mica fatta un po' mica capisce ciò che è e qui d'una certa maniera quello che non ha mica conosciuto questa maniera di denegare, poi mica capisce. Invece che una poesia che dice l'amore è così e così, la persona è bella, la stiga belli, qui faccio una descrizione, bon, appena più allontanata, che può essere trasmessa, ma qui è più vicino dall'esperienza. Io la penso così. E dunque, dopo dice... A me mi dava i soldi quando la Santa venia e a me Pedro Francesco per bellezza mi dinia. Ma sarà de misse burte quelle di un camposanto dove l'uomo aveva mette o viore che amava tanto stamano Pedro Francesco che mi ne venga accanto. Allora, quindi una ballata che si ritrova in dastre poesie, dunque qui torna di tradizione. Ci sono ballate che le ribigliavano. Penso che quando le facevano i Uggiaradi, i Ogeri, ribigliavano Betty voilà de da Baisan e Amam e tutto e dopo sappiamo piano piano non tacque per principiare e dopo facciamo e voilà de più precise qua voilà queso e piano piano si mettiano un basso di lastri e non era mica plagiato per ele dirà naturale di ribigliare l'intertextualité ecco Maselu di Rabessol, di Oburbe Pezzedor, o mai un lu lasciava a sorte di casa o mio disorbo. Parla di Pezzedor e mi aveva detto, allora, questa ha due attenzore che in dei gorchin non c'era mica parola, bon, qui a Drovo mi era scordato, ma dice e Pezzedor non ne voglio mica. Di Marma usole mur e di Var un esole borte, di Dantu che cine più mancuno cine sorte. Parla di dunque, dopo c'è un mettimo una piccola vallata, Pezia Gadalina, perché avevano una mi pare avevano un violo in guerra e lui è paesane donc è semplice ma è stata fatta in 14 giorni questa è corto dice Arizza do Gadali cawane di un Tulusole che ne è andando in piazza a curare l'uvatore a te ti scrivere chi la mia di Lustivanone che li gari di la mamma l'avevamo non suganone voglio scrivere al ministro avrà compassione che lo mi lasci sta lo mi giuro stivanone e io non ho di brimura a manco di la benzione anche Bibosui che quando ha di droit per famiglia perché dirà un paesano a Scile Santucci che ha gubbiato da una zia o da mamma non mi ricordo più ma questa ha da famiglia in Luri mi ha detto una mica d'astre ha di poco a fare ma io mi scuso ma a memoria aggiungo perché quando tu le dici non t'ha sta poesia che t'hai letto, non t'ha sa Lugia, Lugia, perché bon, de orte si sente di chi è donne, una via non manca appena budere, chi è donne erano sottomesse in corsica, chi che compigliavano mica a parola, chi invece qui è tutto il contrario. Quando lui dice tu mi davi i soldi quando andavo a giocare in Iolo, dirà ella che tenia i soldi, mica erano le donne che tenevano i soldi. E ecco.
Dunque si vede che se erano leoni che bon, certi certomi erano cattivi e facevano là come bon, ma mica solo di noi, ma con esempi così si vede che le donne tenivano a casa, avevano proprio su. Donc c'è assai poesia di Lone qui. Lei è diventato un libro etnografico. C'è un fondo sociologico. Chi ci impara assai non ta società, infatti, non ta i comportamenti dei gas e delle famiglie e non ta u potere di noi che li vogliono avere o le donne o l'uomo e quando e in che luoghi gli spazi che erano piuttosto quelli le donne, quelli gli uomini. Perché è un di me per una famiglia, diciamo io e babbo. Aspetta, parla dentro il microfono perché registriamo. Dico che c'era più lei che la mamma che cuavo, perché da noi a babbo ne dicevano tutti io. A mamma ne dicevano tu, ma a papà non era manco tanto un affare di rispetto, è piuttosto un affare di temerezza, se tu vuoi. Era una paura che era che comandava, invece che con la mamma erano più affetto. Dunque c'era una differenza tra erano più leati e poi e mamma e non erano le mamme, e così l'affare. Per dire che la poesia, donc, come ho spiegato ancora, mi tiene più importante per lui, bon, lì José Albertini, 1911-1969, donc, che era impiegato in Parigi, non mi ricordo, a RATP, ecco, voilà, quando ero a RATP, lavorando in metro, bon, quando ero di una poesia che lo faccio a Vuntana di agosto, di Ubaisolo agosto, che si ne rie anche a mamma dentro, bon, tutti i paesani, ma di una poesia corta, c'è tre ballate. Si capisce a maniera di vedere la vita di quest'uomo. Donc ha fatto carriera in Parigi, erano anche sindicalisti, bon. O Violo mi ha detto ha fatto poesie politiche, ma questo non è mica dire, bon. Forse un giorno. Perché c'era anche affari famiglia a mezzo, bon. Donc, bon. C'era un zio che era contento che li partessero in guerra, perché così è da diventare Elo e un cugino che bar e ha fatto la canzone a zio, ma bon, bref, donc questa non è di mica. Ma qui quando è l'ultima, allora questa poesia mi è stata detta da uno che ho visto dopo, perché ha perso una sorella, ma che sta sempre in continente, Ange Galisti, e un giorno odiamo per una poesia usato, o fratello di Vanfanilo. Odiamo per una poesia usato e mi dice, ma io ne so d'altre, sono stato una mezz'ora al telefono a scrivere poesie, una mezz'ora. Una fortuna, perché lui lavorava quando lui faceva il madrale, il barrage, in Calaguccia. E a Zer ha detto che questa qui a poesia l'ha detta parecchie volte, a Zer ha giù di noi, d'accordo. Dunque, quando lui volta in corsa, arriva un mistero di bastore. Non parla mica di Parigi, non è mica vero di questo, dice l'onore di va al bastore. E allora, corte parole, Dul mese di settembre, in cui quello gran calore, mi so cinto la musetta e come mi dorna bastore, di rivalo mio mistiero mi barì un gran onore. Durante tutto l'inverno fu vento e temporale, senza contare gudrure, a neve fino al mare, tanto si poi alle grede se le radristo l'affare. Che luenga bresto madio, covranchi a Sant'Ardina, a vita di lo bastore sappiate con c'ha di unguiglia, almeno che non sia malato o non do la mia famiglia. Bon, qui dice tutto, l'onore è di va o bastore, mica di essere stato da vinto i soldi o fatto carriera in Parigi, che non esiste mica. L'onore è questo qui, un mestiere difficile, si rende conto che bon, mica come lo grilla, sono mica viore, e ma dice che tane usabe, usa fa e che se un parente malato può aiutarlo a fare il bastore. Dunque, voilà, per
penso che certe volte è lingua corsa, dico, bon, ci so che la opera non mica, ma a sapere non va se qualche sia stuzzica appena. Perché quando si conta quelli che parlano corso, si vanno in studi, dicono, bon, allora, parla di corso? No, non parlo mica. È di occasione, no. Ma sapere parlare è più complicato. Uno mi ha detto in Bastia, io posso parlare corso tutta la giornata in Bastia, da più a meno, solo. E tu, ma ti parlano corso perché tu li parli corso? Ah, sicuro che se vuoi dire, allora, vous parlez corse? No, c'est l'interaction, che dio la sociologia dell'interazione. E comunque forse se vai di questione, penso che ho fatto appena un giro, possiamo girare attorno, possiamo fare una ranidola, entra e sorte, può essere lungo l'affare, ma vabbè, oste. Allez, a presto. Se vai di una domanda o... Ciò che non hai mica visto, di voi che è sortito un libro. Bon, già che c'è 6 giorni che fanno poesie, paesani, a me, ma noi e scrivo anche io. Perché ho messo tanto, hanno 18 anni, 19 anni, 2 giorni in un libro, per fare la tradizione. Ma di voi ce ne 3 o 4, in paese ce ne 2 giorni, 20 anni, 21 anni che hanno trasmesso le poesie. Poi di voi ho scoperto che uno faceva appena mi risponde, donc abbiamo provato appena, certi mi hanno ridrovato di poesie vecchie di Wabone, l'Arci Wabone, bon, donc hanno una trentina di poeti in più. Il libro si chiama Musa che parte da Gorcia, che bon, dire un paese di pastori, dunque piadiavano, montagnavano, e dunque assai si sono installati, obo e famiglie in Balagna, come sempre, con la nobelintare, poi di meno in meno, voilà. E in Casinca, Balagna, Corti, qui, come Stefano, che è un pezzo della famiglia qui di voi 35. Dunque, si va a che ha messo 3 poeti di Berelli Daligiani, Santucci, Piero, Uabi Piero, e Ozio, Paul, a Carlo. Ma di voi in questa famiglia trovo 15 poeti. Sono numerosi, ma sono assai a scrivere. Ce n'è già 7-8 che mi hanno dato delle poesie. Nadio Gui, c'è delle poesie. E qualcosa che non hai mica detto nel libro, perché io, dunque, prima direbbe fare un'antologia di belle poesie, poi ho capito che non era mica quello più interessante, e dunque l'intro ho parlato piuttosto di sociologia ubaese, la relazione, giustamente, che si può studiare di più tra l'uomo e l'uomo, gli anziani e i giovani, bon, si vede tutto, a parte si da sto mondo, sicuro, non è mica tutto, è impossibile, ma enfin si capisce parecchio a fare, quelli che hanno più potere, bon, si vede a mamma ha più soldi, bon, era commerciante, e dice a Fontana mi mette un gimento così, invece che l'altri vogliono mettere bedre, bon, riconosco a mamma, a gente come l'erano, bon. Dunque tutto questo si capisce, in poche parole, dici tutto. Ma ciò che non è mica troppo visto di relazione di stomi, di stelone con il logo, con il tempo, a maniera di praticare il logo, di via il tempo. E ad una poesia, a prima poesia, perché ho detto, Musa che parte da Gorcia, di un principio, la prima poesia di Uvondo, dopo l'introito, e di un poeta, un Calisti, un zio di quello che ho detto, che era anziano in 39, non aveva più pecore, era ritirata, e i fratelli erano mobilizzati. Dunque lui ha avuto a ribelliare e lui e Wande di i fratelli e a piadiare in Bergudè. E dunque in questa poesia, un momento dato, dice che metto un giorno per attraversare Ponte Leccia, un giorno. Ma io e pecore, e quello che mi ha trasmesso ha detto, ma dice un Ponte Rosso a Sera, un Ponte Rosso a 1 chilometro. E mi ha detto perché sfigliava le pecore, ha detto aspettare che piano piano che le pecore potessero mangiare, c'era l'arbre e tutto, si cansava, voilà, ma piano il tempo, e il tempo erano le pecore che uliavano, il tempo, si metteva il tempo degli animali. E io ho pensato che gli animali, ho fatto paragone, il pastore, il buedo e le gardeur de troupeau de Pessoa.
che dice che o buedo, pace eso ie, eso pensate, troppo se sono mes pensées. Bon. E a Dio pensato che giustamente come begure si nutriscono di larve, o buedo, quando lo bia o tempo, bastore che puedo, anche lo si nutrisce tutto, di colori, di vita che lo è. E una relazione, faccio mica la giustizia da Piero Santucci quando la Dio, come te, va di Rigeudi in Campile per una giornata di poesia, faccio Gervin. Per me un poedo un po' mica gore così, e fa un poedo a tempo, cioè a piantare, cioè a piare tempo. E ha fatto una bella poesia dove lo risponde. La Dianco qui. E dunque, la relazione intima che la hanno con logo. Questa relazione la dio vista in una poesia che voglio leggere, con mica un libro, la canzone è Oguku, di zio di Piero Domenico. Ma ce ne parecchie canzoni Oguku. Quando lo canta l'Oguku, principia di stessa fare, ma quella maestrale è bella, è vera che la dio riletta. Ma questa qui è un'altra fare. È bella rede, dunque è pastore. E ciò che lui dice si sente da dieta a relazione intima che la con il logo e con i gucchi che cantano, la geli che cantano. E la relazione tra la geli, gli animali e la vita di pastori, tutto è liato, e la rete come tutto è liato qui, si capisce bene. E per capire la vita, dice che mi ne so parlato da Cepe, era valato un bastia e abbiamo un ristorante. E li barrieri quando lo volta un paese ed essere staccato dal paese invece poco esilio quando lo canta lo guccu in cima ai bedrabiana le mie gabre versurate all'erba e azulana e tutte mo begurele n'hanno cambiato ilana quando lo canta lo guccu in cima ai ladiandria avemo lo stesso verso con la stessa poesia lo derene di Babone e quante lo gidenia. Quando lu canta lu guccu in cima ai laguladia, la mio mandria in l'erbarede, lu mio gane ghinabadia e o basso lu mio tempo in cima ai avungadia. Quando lu canta lu guccu in cima ai luneone, naemu li stesso verso, non si cambia regione, cantava in dua baula e ci sentia garlone. Quando lu canta lu guccu in cima ai abisadodia, l'usumere in libertà un portava più pastodia e dentro il mio gagile lavava la mia vattodia. Quando lu canta lu guccu in cima ai lotti a uiallu e un entra lu gagile riminava il mio formaglio e passava il mio tempo con le mani a ruminarlo. Quando lu canta lu guccu in cima ai stazzale, in cuttamanti galori ne sperdia le soale, si ne valava l'uvresco in fondo il bodiale. Quando lu canta lu guccu nanta e bedra e stretti, tutti i guanti basturelli appiccavano i gorpetti, in amore so le gabre e si imbruttano i vecchi. Quando lu canta lu guccu in fondo i ugugnolo, un adio e un rigretto d'averlo legato solo, quando un egoglio ogni tanto, usento e un ludrou. Quando lu canta lu guccu da un tamburo all'acquamontone, passava di quercio un quercio, chi sentia o gantone, da Agima le guercede ci rispondia Garlone. Usovradi lo risponde a Ugucu. Quando lu canta lu guccu in cima a un rodadio, chi pendente 50 anni la dio sempre accompagnato, mi ne so fala da cepe per mai più non sente radio. In due mio quattro scorni ci cantano i mio gucchi, li vecchi con gli zideli, contenti nesimo tutti, a che ha fatto sta canzone di Domenico Santucci. Biede che arriva, cucchi, tutti, Santucci, non so mica bene la qualità di rima, ma uvono che lo trasmette qui, dice che hanno lo stesso verso, la melodia, lo stesso verso, la maniera. C'è un titolo semplice di un libro di Rocco Mambrini, Rosignolo, Canto come la geli. Dicono, un lieu commun, dice radio, Rosignolo, bon, Rosignolo, un affare semplice, tutto. Ma canto come la geli è forte l'idea, è semplice, naturale come la geli, c'è mica per mettersi in valore la gelo quando lo canta per cantare, né mica per dire so cantare ore, né mica per iso pure, è semplice, canto come la geli. E una vita abbiamo conosciuto Rosignolo, dicevano Rosignolo, lieu commun. Ma infatti
Era interessante berello di so come un gelo. Mi lo manda di cantare accanto. A oggi. Ma anche a maniera di pensare, qui si vede che o Gouk non è mica qui d'arredo, non è mica l'environnement, è il milieu, è ciò che ci nutrisce. Parla appena di l'ambio di pastoreccio e di impiadiere. Ti conto un fatto, perché ti interessa e poi anche a voi, mi pare che tutte queste impiadiere andavano lontano, 12 in Belgude, e a Diudro un corsinco una volta vedi una spassidiata in montagna e ma arreto uno che mi ha riconosciuto, ma perché lo conoscia a Babbo. E dunque dopo mi ha invitato al caffè e mi contava che lo vedeva a un piediera da Corcia a Gabigorso. Ma possibile, come andare così lontano con Begore o Gabro, non so mica. E ha detto, facciamo le ganse. Giusto appunto, allora forse in Ponteleccia, ma c'era una gansa in Bastia, perché passavano per Bastia, e mi contava che le Begore attraversavano... Traversavano tutto il Corso, in Bastia, come nei film, vedi quand vous voyez passer les vaches dans les films des western. Begure, falavano tutto il Corso, Baoli, dopo gulavano guassondo e a gara di Bastia, dando non era mica a gara, ma c'era una giostra, ma io, che lasciavano le Begure tutta la notte e li andavano nelle cantine, a fa festa, a zera e ripartiano l'indomani mattina. Dunque era anche questa vita di pastori. Se quello che ben su Matteo Santucci, no? E lui campava all'epoca, so parecchiani campava a Guasurella. Di Matteo. Voilà. Sono sempre vivo, sono corsa. A Zorella in ma non mandato, vedi un parente. E ci avevano invitato e ci avevano detto con un'amica, venite, so a Mosurella. Ma va un caffè al latte e siamo stati obbligati a bere un caffè al latte con e anche meglio la Giuvilma o più che Pradego un corso di elo e la Giuvilma dove mi contava che questa l'ho messo anche su Facebook contava che un giorno cullava un corso Baul in Bastia e Gabre in un camion di un zio un zio che anche lo andava in capicorso e regolavano un paese. Ha detto un camion a Burta. No, ma a piedi, ma qui non trovato. E un giorno guardavano il corso e a Burta non tenia mica di rondioi. Dunque, tanto a scuola, il giorno libero, non era mica o Marco, ribedide, era io, era pieni di idee, sabre a Burta, sortane Bego, renda a girada di boulevard in Bastia. E ha detto, dando e Burtone erano aperti, ha detto, e Gabre sono entrato dappertutto, ha detto, il primo Burtone era usoio. E ha detto, ha domandato ai idee, io datemi a tutti gli idee la presa a Gabre, nella nata 60, 66, mica bon. E ha detto, c'era un becco nero, che era tanto così, che era regolato del suo piano, una vecchia aperta e tutto le diable, c'est trop goût. Beh, mica apriva da bordo dietro un becco nero. Ma questo va a fare a cavolo. Allora, se era peccato che Matteo, allora, puedo non l'anima. Ma non sa mica va a rime. Scrive mica in cabage ne va una rima. Peccato, ma io ho giocato una poesia non a Elo, certe volte so esoviure, ma non è mica scritta a Elo. Ma mi sono messa a sobialza e... Perché Elo allora è pastore in l'anima. Vabbè, devo pastore, come Begore a Ambistida o a Virsura, quando le gapi hanno e Begore hanno un percorso, sanno e voltano a sera, da più a meno. E dunque due le basciano. E quando le fa, Auda fa l'Ambastia, ora sta qua a Zorella, ora sono paese, ma stanno parecchi mesi in Bastia, di più in più. E perché ho 86 anni, Matteo. E la prima volta le fa là, spaesato, non sapeva più dove era. È nato in Bastia, ma in Piazza d'Arme. E ha detto, e a tutti i giorni cullava,
faceva uso di secolari, voilà, tutti i giorni stesso. Ha dette grandi bastie, ma per me è appena troppo corta in vestita. Rivene tutta e begure, si brumena un carretto per fare corsi, io oserei meglio un sumire. Tutto basta, è sempre bastore. A sua maniera io dice, bene, non ti piazza Sant'Unicola, c'è tanta gente, le puoi manco contare. Come le erano begure, cioè a contare per sapere se le sono tutti qui. Che è poesia. C'è, ma ah, se lo buiello va fra le canzoni sarebbe elle. O professore Matteo. Te bene. Et bon, déjà, ringraziavi per il vostro proposito, chi dirà qui, e ça va, mi posso fermare qua là, no? E come con Freddy? Allora, mi faccio filmare, d'accordo. Io a ringraziavi per il vostro proposito, chi dirà, bon, assai interessante. E nel frattempo, vi voglio domandare se l'esisti, enfin, è vero che di regola si scrivia in sistino dutonario per parlare di struttura di poesia. Hai ritrovato un'altra struttura di fora, enfin, che si scrive mica in sistino dutonario, un verso più libero forse? Allora, no, Badiai, allora, sistino tonari, 99% di giochi hanno libro, ora poeti più vicini a noi, in radio, hanno bussato scrivere in altre maniere, ma Lisandrini, Alexandrin, ce n'era uno solo, era un solo di radio che era più istruito che l'altri, Carlino Maestracci, che era nato nel 1866, ma aveva fatto un seminario in Ajaccio, dove era regolato che un professore aveva detto un Niolin che si de Gabre, non mi è piaciuto, aveva piantato, faceva bastore in paese. E qui c'è anche un articolo di Sassuel Colucci che era giunta in montagna in corsa e che ha fatto a raccolta Uburi, ma di da in Sassuel Colucci ha raccolto parecchie poesie in corsa e l'ha pubblicate dopo in Livorno. Donc qui il y a un fondo interessante in noi, per principio ha scritto. E ella dice che udrò a questo pastore Garlino in montagna e che ha improvvisato in francese, in corso, in italiano e in ladino. Conoscevo il ladino. Bon. Donc lui era più istruito che l'altri e Elu, allora interessante perché Elu scrive sonetti pubblicando a Mouvre, ma poco, e l'artigiano in un almanacco. E allora, donc il libro c'è, donc quello che ha detto, che ha detto un carnetto di 25 poesie. Voilà. E Elu, Carlino, du libro qui, la pubblicata questa qui, non so più se l'enda a Mouvre l'artigiano, ha scritto una poesia in bido alla mia musa. Allora faceva noi Lisandrini, poi appena più di cultura parla di Alexandre le Grand, Cesare, bon. Ma Dio solo, veramente. È pastore, ma ha cultura come la hanno in Luzzi. E allora, dunque faccio una poesia, faccio appello alla mia musa, bon, la diadro, e dice, interessante, che so se le questa qui o se le ha risposta ma c'ho la gara cerchi ma appena so su Garlino 330 parla di giocare a poesia per lui giustamente per questo che è interessante invido alla mia musa. Musa mia, ti non dasti da zidelli, boni be portati lo angaliaccio. Se tu t'era stata quello d'amigaccio, t'avrei innalzata fino agli stelli. Mi promettisti va fronte guadelli, sortiti dal seno di un gintaccio, allorché mi donasti l'odoraccio, li doversi così armoniosi e belli, sensone. Fieri in la più gran festa de rena, fra li buedi, mi hai sempre scelto. Ma hai sempre scelto. Dimmi perché non ti sei messo in scena. Non cria mai che mi vessi di vetto, che ti vo cercando con tanta bene, poteva avere con me senza sospetto. Bon, è più complicata questa, da sua maniera. Ma allora, di un sonetto.
in bida mio musa dice che a musa è partita con i zideli. E chi l'ha dato non è più ispirato da musa. Ma Dio ha risposto che aveva mia maridroa du obo, allora posso cercare qui, la risposta dice che i giovani non sanno mica va giustamente i sonetti e poesie scritte, non sanno che improvvisare. Invece che per noi è più difficile di mi rispondere, per lui di mi rispondere a poesia più semplice. Quando ha ridroa di guerra, è interessante, ti vede che per lui si stacca ai lastri, a poesia è più scritta, più letteraria, ma in corsa di a parte. E gli stessi affari, c'è veramente una logica in paese, gli stessi affari per quelli che si creano più che l'altri. Ce n'era una, Madalinela, che dice a Mosurela, se marida d'Andi Bastori, ti vogliano marida dei signori. Signori, io non ce n'era mica, non c'era che i gio erano Yuige, erano Omero, erano... Voilà. E dunque parlava di un gio che era Yuige, era Emeri Galaguccia, all'Ordioni, una famiglia conosciuta, ma mica per il potere di terreni di questi affari qui. E quando la Igegue, l'altri rispondono dicendo, sappiamo che tu sei una famiglia di Bastori, non ci va mica credere. A sua casa si chiamava Casanoa, si chiama sempre Casanoa, a Cavalleracce, o Baisolo Cavalleracce. E ce n'era uno che sortia in questa casa, quando si pigliava con la moglie, e diceva, tu hai sempre a Casanoa, per dire la folia di grandeur. Invece che l'Ozzi, so diante, io mi dico assai l'Ozzi, ma hanno viaggiato che hai siano riusciti nella vita, che li hanno dottori, c'è assai dottori, gradati. In noi in corso al contrario, tutto il mondo è a paro. Dirà una seconda domanda, infatti, ciò che noi ritroviamo in questa poesia Kurchinka e Luzin, sa sferanza qui, ha già capito che era una poesia appena più bing bing, e lui è appena più chi spampilulè di appena più, l'argento loro si ritrova anche in la vita di ogni giorno. Il comportamento, i drati garati, anche oggi tra i Kurchinka, non so come appena l'inulin con una so, c'è sempre a risa, è vero che io dico Luzin che danno assai, certi di viaggiare, ce n'era un titi susini, ma io capito anche faceva riaiante, ma sono più calmi, sono più per salutarmi, come stai, invece sono corso, da due facchi, sempre a risa in bocca, sempre a maniera quando era in continente, sto ben su, così è. Di un dia Kuisaki, chi bandi, si era sempre, io una boccia all'entrata del paese, quando fa, sto si 2-5, perché, bon, ma babbo di dosi, ma mai gorsh. In lozzi quando fa, con i mi faccio i scherzi così. E l'altro paese, giusto appunto, allora, ci sono differenze tra i paesi. E non crea mai, quando ho principiato a cercare che la poesia è così differente. Allora, c'è poesia più semplice in lozzi, ma ci sono assai sortano veramente di l'ordinario, veramente ma posso dire quantunque per un disprezzo manca appena i Luzinchi, ma qui ciò che mi interessa qui a lingua è magnifica, ma di uvondo per Puvlori la diori droada, donc in dicembre in 51 pubblicati per Cabula, donc pace salute e ciò che Luigi ma si sente l'uomo a dare da buedo per Cabulano che non sta tanto bene, ste boghe razze vi voglio va parlare. A tutti bagge salute, questo è l'ubio che conviene, e che non ci sia mai doli dormenti né pene. Con ognuno bossa e tutti in generale, con il buon senso umano e naturale, e se vedi beati da un'ascia o vulnerale, senza biglia medicine né manca acqua minerale. Non sente più né di mele né lagni, tene gigaro fra parenti e compagni, che li martiano livorni, i mulini con livragni, e matti l'orte e vigne, la livin con i castagni. E può rivere a gustare lo piano, come gli tempi ricoperti di rano, e li fiori in ogni luogo come un eterno erano, che tutto sia perfetto allo punto più sovrano. Che l'allegria d'aver tutto risorti, un facci biune né affronti né torti, aiuta i bisognosi e può onorare i morti, ed esse come l'antighi uniti per essere vorti. Che giusto per dire, che è a poesia come a tutto qui, ma anche come in affari ci si può cacciare qualcosa di bello. Per Puvlori era
Ma non ha mica cercare parole rare, qui ciò che quando si vede la poesia da vora, dice radio da lontano, ciò che si vede è ciò che spiega, ciò che invece che quando si entra in più sono i sentimenti, allora la poesia aiuta a mettere i sentimenti in forma, dice radio, donc quello è importante, la lingua, quando un vocabolario li permette di essere più fino di lavorare i sentimenti, ma di quello che conta per me, di ciò che lui ramanda qui. Si non va a rime belle, di importa che. Dunque è l'uomo che mi interessa dare da l'odore o buido. In fin di conto, ciò che risorge nel libro attraverso la poesia di a vita, dice a vita come li aggampano a vita a una naturale. Dunque senza digeremo le piatta nuda, dice la sua vita come li risente, noi di per questo che è interessante a parecchi punti di vista sul libro. Non c'è mica piccole persone, non c'è mica piccoli soggetti, c'è una poesia non i gadini, c'è tutto. A quale il mio paese è Peppo Flori. Facendo poesie tanto un pastore che è morto in Dasorota. Ce n'è mica, ma anche i militari che sono morti in guerra, ma c'è quella Madalinella voleva un bugiarado perché la persona era gradata, diceva di questa famiglia qui a titolo di parente, di ammoglia, voleva piccola parente, era uno dei nomi più belli di un paese, ma facendo anche poesie per il pastore che è morto solo in Dasorota e o anta dice che sabia goge che faceva dei più roccioi che in 25 madi o di sfiori d'un niolo e l'uomo di Gabradi bon lamenti dice so assai c'è poesie dunque un pe morti be matrimoni na giudroui ma evagiano ma bio erano improvvisate e certe non scrivono mica Serenada sposi di maestrale Peppo Flori ha scritto assai. Olivier mi ha detto che Olivier Ansè, che fa il lavoro in Antaluzzi, mi ha detto un poeta, Torre Flori, ha 300 poesie. E uno, o più che di avuto, sono 25. Fuori di quelli più che hanno campato i poco. E faccio un libro, prepara di poi l'anni e l'anni. Ecco. Bon. Allora, posso dire così, ringraziamo a Gianluca di averci fatto passare questa bella stonda. Grazie a voi di essere stati così attenti. Se era stato un vecchio paese, ripeto, travagliate a scuola. Travagliate a scuola. Sente più qui, travagliate a scuola, travagliate a scuola. A volti patrioti, parli a cristallo. Sogno cittadella, un bulia stanciare.